Ricorda tutto, 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 perché sono quelle cose che ti lasciano qualcosa di ricco anche dentro, perché hai visto tanta generosità. Generosità e amicizia sono i sentimenti che accompagnano i ricordi di Laura Visentin, residente di Arquà Polesine. Nel 1951, durante l'alluvione che colpì quella zona del Rodigino, insieme alla sua famiglia venne sfollata e ospitata dal comune di Tre Baseleghe, che aveva messo a disposizione degli alloggi. A distanza di più di 70 anni, Laura ha scritto al sindaco del comune dell'Alta Padovana per ringraziare ancora una volta di quell'ospitalità così genuina che le fece dimenticare la sofferenza di quei mesi da sfollata. E si ricordava degli amici con cui aveva giocato, della famiglia che l'aveva ospitata, del segretario comunale che andava a controllare che i pasti fossero sufficienti e buoni per questi sfollati, e quindi mi ringraziava di questa esperienza vissuta nella sua infanzia, in mezzo a una tragedia, ma con la positività della solidarietà che ha incontrato a Tre Baseleghe. E noi abbiamo pensato bene di invitare Laura e di dedicarle una serata a lei e a tutti gli abitanti del Polesine che avevano vissuto quella tragedia, proprio ricordando il fatto dell'alluvione. Per questo la prima cittadina Antonella Zoggia ha invitato Laura, che è stata protagonista di una serata di grandi emozioni a Tre Baseleghe e a sua volta ha fatto visita alla famiglia Visentì ad Arquà Polesine. Un momento per rivivere l'alluvione del Polesine, ma anche e soprattutto la grande generosità della gente veneta.